vista. Il sindaco ha perso l'illustrazione, ma poi l'assessore certamente ti farà un resoconto delle cose che abbiamo detto, che possiamo sintetizzare così. È un progetto che vuole ancora una volta, perché come ricordavo non è il primo progetto finanziato che noi facciamo qui a Chioggia, perché abbiamo sempre voluto avere una particolare attenzione su questa realtà che ha una straordinaria importanza con grandi potenzialità, e un ulteriore, diciamo, progetto che ha l'obiettivo di valorizzare il turismo a Chioggia attraverso tutti gli strumenti tradizionali, digitali, innovativi, la professionalità delle imprese che deve ovviamente aumentare, il tutto in una forte collaborazione in sinergia tra pubblico e privato. Infatti dicevo, e finisco, invitavo anche l'assessore a concludere un po' questa vicenda dell'OCD, perché ormai è diventata una storia a solo intento, no? Forse è il momento che la chiudiamo, insomma, con senso di responsabilità da parte di tutti, ma chiudiamola perché tutti i ragionamenti che facciamo, no? Proprio perché non devono rimanere così, devono avere anche dei luoghi dove l'insieme della comunità nelle sue diverse espressioni, dentro un contenitore che oggi si chiama, perché la legge regionale questo ha detto, facciamo per le località turistiche, va bene, uno strumento dove pubblico e privato, con senso di responsabilità, avendo a cuore l'interesse generale delle imprese e della località, dentro questo contenitore portano, ognuno porta il proprio patrimonio di conoscenze, di know-how, di progettualità. Prego. Altro non posso fare, intanto buongiorno e grazie magari per essere qui oggi presenti e a illustrare le progettualità che saranno messe sul campo. Posso non far altro che confermare e sottolineare quanto sia importante alcuni strumenti di collaborazione dall'OCD, condivido, e anche la nostra preoccupazione che bisogna far sintesi e chiuderlo, perché bisogna anche fare veloci certe dinamiche, e sono particolarmente procedure dove al tavolo ci sono più persone, è anche una novità, siedono tutti gli attori interessati, per cui certe dinamiche sono anche molto complesse, però la necessità di chiudere velocemente, questo è fondamentale. Ma condivido anche che oggi, ancora più del passato, sia fondamentale comunicare, sia fondamentale vendersi nel senso buono del termine per avere una promozione della propria località. Noi ci stiamo spendendo molto in questa direzione, abbiamo anche fatto dato la disponibilità attraverso un contributo per avere uno spazio pubblicitario in TV per promuovere tutta la nostra località. Abbiamo fatto molte iniziative in tal senso, perché credo che Chioggia in modo particolare abbia grossissime potenzialità, soprattutto nei numeri, perché è una città sia storica che balneare, dove negli anni abbiamo perso molti visitatori, molti ospiti, ma che dobbiamo recuperare perché abbiamo le carte in regola per poter fare. Le nostre aziende, le nostre imprese sono molto competitive, offrono molti servizi e questi devono essere spinti ancora maggiormente di più per investire, per avere un maggior richiamo, che se non facciamo noi lo faranno gli altri altrove, perché oggi c'è una sfida globale dove non possiamo permetterci di rimanere fermi a guardare, quindi bisogna un po' correre su queste cose, bisogna un po' essere rapidi, adeguati anche ai tempi, e per cui tutti i progetti che possono essere dall'Unione fa la forza, dalla rete e quant'altro, che sono anche novità, però devono essere messi in campo per essere adeguati ai tempi, altrimenti i nostri competitor ci supereranno. Io ci rimango sempre molto male quando mi siedo al tavolo dei sindaci della costa litorale veneta,
Sottolineo un aspetto che adesso non ricordo bene il numero, magari il sindaco di Cavallino Treporti lo ricorda sempre, ma il motore trainante dell'economia del Veneto è il turismo balneare. Turismo balneare credo faccia il 30% da solo, che è determinato dalla costa veneta. Costa veneta che è un po' sbilanciata dalla parte nord, dove ci sono numeri più importanti. Noi a parte sud abbiamo numeri sempre più importanti, ma un po' diciamo deludenti, ma che devono essere e che possono essere incrementati, perché ricordo qualche decennio fa, il lungomare di Chioggia d'estate era impraticabile, oggi un po' meno. Quindi significa che i numeri ci sono, basta essere appetibili, basta essere convincenti, basta fare diciamo degli investimenti che possono essere attraverso formazione, attraverso corsi, attraverso i progetti che avete illustrato prima, che magari mi farò spiegare nel dettaglio anche dall'assessore nella loro costruzione, ma condivido nell'utilità e nella bontà di migliorare e sviluppare la nostra città e le nostre imprese che devono essere floride, non devono pensare di chiudere, ma che devono essere messe nelle condizioni di avere un'attività serena e un'attività programmata, perché anche un altro tema importante è la mancanza di certezze. Quando si vive nell'incertezza l'imprenditore non fa investimenti, se non fa investimenti non può dare lavoro, e questo determina la chiusura di molte imprese. Spero che tutto ciò magari nel tempo, noi ci siamo come amministratori, ci stiamo spendendo anima e corpo in molte attività, in molte iniziative, in molte a difesa della nostra città. Il nostro credo in Chioggia è molto alto e abbiamo ottime opportunità, spero anche di non essere smentito nei fatti, ma che la città possa davvero cambiare da qui a qualche anno a questa parte, perché il binario che abbiamo intrapreso, ognuno con i nostri referati, ognuno con le nostre competenze, spero possa essere quello giusto. Grazie a tutti voi. Grazie.